18 e un minuto in questo esatto momento, puntuali anche oggi. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Pomeriggio Special. Salve da Cristina Ruffino, benvenuti agli amici di Io Compro Siciliano, come state? Oggi è martedì, come va questa seconda giornata della settimana? Mi auguro bene. L'appuntamento del martedì, il classico appuntamento dedicato alla nutrizione e benessere. Oggi attenzione perché lo avevo già anticipato ieri che avremmo parlato di benessere, ma di benessere mentale, un argomento veramente molto interessante anche quello di oggi, con un ospite importantissimo che sta per arrivare tra noi. Io lo presento, lui è un famosissimo psicologo, psicoterapeuta, mental coach. Lo abbiamo visto un po' ovunque, devo dire, da un po' di tempo a questa parte lo vediamo un po' su Rai 1, un po' qua, un po' là. Tra poco darò anche dei dettagli in più su di lui. Intanto lo accolgo, il dottor Salvo Noè. Eccoci, bentrovata Cristina e bentrovati a Salvo, tutti voi. buon pomeriggio Salvo, come va? Bene, 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 bene. Ho finito proprio da qualche secondo una terapia, tra poco poi dopo la diretta ne avrò altre e quindi è un allenamento continuo la mia vita. È vero, immagino. Allora, io non ho detto quando ho iniziato con la presentazione che, dottor Noè, lei è un amico e consulente anche di Papa Francesco, che tra l'altro ha scritto la prefazione di alcuni dei suoi libri, tre in maniera particolare: Vietato lamentarsi, Prima di giudicare pensa e Il potere della fiducia. E insomma, è un'amicizia veramente molto particolare. Sì, sì, è un'amicizia nata anche per un motivo ben preciso, cioè io nel 2013 ho ideato un cartello che si chiama ancora oggi Vietato lamentarsi, e questo cartello l'ho ideato innanzitutto per i miei conterranei, perché li sentivo tanto lamentarsi, ma poi pensavo, in una terra così ricca da Sì, un punto di vista gastronomico, quindi della biodiversità, dal punto di vista anche delle bellezze architettoniche e paesaggistiche, come possiamo lamentarci? Dovremmo cominciare a utilizzare più competenze per ottimizzare quello che abbiamo, e quindi ho cominciato a mandare un messaggio: vietato lamentarci, agiamo per cambiare in meglio la nostra vita e, se possiamo, anche quella degli altri. Questo cartello poi ha avuto diciamo, la benedizione di Papa Francesco, perché lui, appena eletto Papa, ha fatto un'omelia e proprio alla fine di questa omelia disse il lamento fa male al cuore. Io sento questa frase e da lì dico, oh, io devo incontrare questo sì. Papa perché dice le stesse cose che dico io. Ci ho messo 4 anni, dal 2013 al 2017, ma nel 2017, 14 giugno, riesco ad incontrarlo a Piazza San Pietro, davanti al Sagrato, alla fine della sua, diciamo, udienza del mercoledì. Riesco a consegnargli questo cartello. Lui, appena vede il cartello, veramente rimane molto stupito dall'energia anche che io ho avuto nel consegnarglielo e Certo. così via. Questo cartello lui lo mette davanti alla sua porta e da lì nasce questo rapporto con lui che continua con grande fervore. Ma sicuramente sarà stata veramente una grandissima emozione, no? Perché comunque avere a che fare con Papa Francesco non è una cosa che capita tutti i giorni, quindi credo che questo incontro sia stato veramente emozionante, e il fatto di vedere il suo cartello, tra l'altro proprio posizionato, insomma, è una cosa straordinaria, indubbiamente. Vietato lamentarsi, questo diciamo che è il motto del dottor Salvo Noè, quindi non ci lamentiamo, andiamo avanti, perché lamentarsi non serve assolutamente a nulla. Allora, dottor Noè, oggi con lei parliamo di un argomento molto interessante, perché andiamo a dare un consiglio ai nostri telespettatori e ascoltatori di Io Compro Siciliano su come utilizzare al meglio le nostre risorse interiori ed esteriori, risorse che poi si possono anche applicare proprio anche nell'ambito di Io Compro Siciliano. Sicuramente Cominciamo. dobbiamo essere molto più orgogliosi di essere siciliani e di Ecco, avere questa bellezza che ci abita. Noi la abitiamo la bellezza siciliana, ma questa bellezza ci abita perché la vediamo tutti i giorni e quindi la possiamo nutrire dentro di noi. A proposito di nutrimento, sapete che noi abbiamo due tipi di nutrimento in maniera particolare. Uno è quello che passa attraverso l'informazione, quindi immagini, parole, suoni, e l'altro è quello che passa attraverso il cibo. Se questi due tipi di nutrimenti sono ben curati, cioè sono attivati in maniera adeguata, noi stiamo bene. Noi possiamo veramente avere quello che chiamiamo benessere, ok. essere bene, cioè riuscire a stare bene con noi stessi e con gli altri, e soprattutto custodire, proteggere, amare il nostro territorio.
perché questa è la nostra ricchezza. Quando tu custodisci il territorio, quando ne fai qualcosa di più, perché curare vuol dire anche produrre. Quando tu Certo. attivi questa bellezza, allora è chiaro che cominci a vivere bene e produci anche lavoro. Aumenta l'indice di produttività, aumentano le competenze distintive, perché quello che riusciamo a fare noi non lo possono fare altrove, perché la nostra biodiversità è unica e noi veniamo al mondo per realizzare questa unicità. Quindi non dobbiamo copiare niente, dobbiamo soltanto ottimizzare quello che abbiamo, mettendoci dentro le competenze importantissime e poi l'utilizzo adeguato del territorio. Allora, è come se ci fosse un seme dentro di noi, no? E quindi questo seme noi dobbiamo cercare di coltivarlo nel migliore dei modi per poi un domani riuscire a raccogliere anche i frutti migliori. Dottor Noè, lei prima parlava di nutrimento, no? Nutrimento che deriva dall'informazione, eccetera, e nutrimento che deriva dal cibo. Per quanto riguarda il nutrimento che deriva dall'informazione, qual è il nutrimento nocivo e quello che invece noi dobbiamo cercare di assimilare per far crescere questo seme che è all'interno di noi e per poi, insomma, raccogliere i propri frutti, come dicevamo prima. Far crescere i semi dentro di noi vuol dire produrre autostima. Che cos'è l'autostima? Il valore che diamo alla nostra vita, il valore che diamo ai luoghi che abitiamo. E allora come si fa a dare più valore? Beh, ciò su cui ti focalizzi diventa la tua realtà. Ciò a cui Okay. tu poni l'attenzione, quello nutri. Quindi se io pongo l'attenzione su quello che posso fare, su come posso migliorare la mia qualità di vita, tutto quello che faccio, è quello che sviluppo. Quindi il segreto è guardare le cose che ci servono per fare diventare la nostra vita di qualità. Quindi dobbiamo essere molto bravi ad Okay. attivare proprio questo meccanismo. Studiare bene, cioè studiare veramente quello che vogliamo sviluppare, quindi porre attenzione su quello che per me è importante, e poi costanza. La costanza è quello che sviluppa l'organo, cioè quindi quello che fa attivare nei muscoli la tonicità. La mente è un muscolo e se tu l'alleni in maniera costante sviluppa tonicità, cioè quel pensiero diventa sempre più ampio, più formato e diventa sempre più una possibilità che tu hai di investimento, perché più sai, più sei. Quindi E dovremmo questo avere un focus, ben preciso dal quale non ci dobbiamo mai allontanare e, dal quale non ci dobbiamo far distrarre da altro, no? sì, certo, perché se il mio focus è il lavoro che faccio, il mio focus è la mia famiglia, le relazioni importanti che ho e così via, cioè, certo che c'è anche altro, ma le cose importanti richiedono una visione importante, un'attenzione importante. Quindi noi non dobbiamo, cioè, in qualche modo attivare altri tipi di attenzione che ci fanno disperdere l'energia. Le cose importanti hanno bisogno della nostra energia, della nostra attenzione e lì noi la poniamo l'attenzione. Poi è chiaro che ci sono tante altre cose nella vita, ma io ho sempre pensato che veniamo al mondo, io, tu Cristina, tutti gli amici che ci seguono, veniamo al mondo per esprimere la nostra unicità, la nostra individualità. E i nostri territori possono permetterci di esprimerla questa individualità anche perché abbiamo delle caratteristiche da carattere che ci permettono di essere unici. Ecco, quell'unicità va sempre custodita e preservata. Allora, per aiutare a sviluppare la nostra interiorità, proprio, per riuscire a sviluppare questa unicità a cui lei faceva riferimento, allora tutto questo può essere traslato in diversi ambiti della vita, no, così come anche all'interno del progetto Io Compro, Siciliano come possibilità, quindi di esprimere, la nostra ricchezza interiore per buttare fuori tutto quello che è il nostro, talento e magari riuscire a realizzare un progetto importante. Allora, all'interno del gruppo Io Compro Siciliano, come possiamo far sviluppare questa unicità? Come possiamo aiutare il nostro talento a venire fuori? Credendoci innanzitutto, sapendo di cosa siamo portatori sani. Dobbiamo conoscere, la conoscenza ci aiuta molto, a volte ci salva anche, dalla perdizione, da perderci nei meandri anche delle cose negative. Conoscere il territorio, saperlo raccontare, perché voi pensate, il Made in Sicily nel mondo è famosissimo ed è apprezzatissimo, ma noi conosciamo bene che cos'è il Made in Sicily, cioè conosciamo la bellezza e la ricchezza del nostro territorio, ma già partendo dalle nostre città, dai nostri paesi che viviamo, conosciamo
di cosa siamo portatori sani, quindi di ricchezza legata al nostro territorio? Beh, no, non tutti sappiamo quello che abbiamo. Ecco, la metafora che utilizzo sempre è questa. Noi siamo seduti sulla nostra miniera e guardiamo quello che ci manca, perché abbiamo occhi verso l'esterno e non verso quello che già abbiamo. Invece dovremmo cominciare a guardare quello e svilupparlo. Allora, dottor Noè, prima abbiamo fatto proprio riferimento a come poter andare avanti, no? A credere in quello che si fa. Purtroppo a volte però non è così semplice, no? Perché purtroppo ci sono dei fattori esterni che magari il più delle volte cercano a portarci un po', vuoi per causa di forza maggiore, vuoi per altro, un po' fuori strada, quindi fuori dal focus di cui raccontavamo prima. Riguardo al periodo che noi abbiamo vissuto, no? E che stiamo ancora vivendo purtroppo, il Covid ha creato un'interruzione un po' a tutto. E diciamo che molti imprenditori, tra l'altro, si sono un po' allontanati da questo focus per cause appunto di forza maggiore e non sono riusciti ad andare avanti. Lei che consiglio dà a questa gente che purtroppo ha dovuto abbandonare magari le proprie attività, ha dovuto chiudere il Saracinese, che si trova in un momento veramente di estrema difficoltà? Qual è il consiglio? Andare avanti, non mollare? Come si fa in questi casi? Dobbiamo sempre ricordarci che noi non siamo solo quello che abbiamo fatto, ma siamo anche quello che faremo. Quindi nei momenti di difficoltà, di crisi, si investe in due componenti importanti, sementi e formazione. Questo è il detto del contadino. Sementi, cioè cerco di capire qual è le nuove possibilità, quali sono le nuove possibilità su cui posso investire, e formazione, diventare più bravi, più professionali, più competenti rispetto a quello che facciamo. Quando ci fermiamo, possiamo lamentarci, prendercela con qualcuno, cominciare a giudicare, oppure prenderci cura di noi e sviluppare ulteriori qualità, ulteriori abilità. Quindi rispondere con abilità, questa è responsabilità. Cioè io costruisco altre abilità per rispondere in maniera efficace ed efficiente alle crisi, alle difficoltà della vita. E quindi la capacità di diversificare il proprio orizzonte. Non posso fare più il ristoratore? Ok, cerco di capire qual è l'altra cosa che posso fare, oppure come posso fare una volta riaperto tutto, come posso fare il ristoratore ancora meglio di prima, perché ho capito, ho investito, ho studiato, ho fatto formazione. Ecco, io sto facendo formazione per molte aziende che in questo momento, diciamo, di stop o di rallentamento, stanno Certo. pensando bene di sviluppare altre abilità all'interno dell'azienda, altre abilità anche digitali. Perché? Perché la crisi finirà e deve trovarti pronto. Che vuol dire pronto? Che Ecco. tu in questo fermo ci hai messo dentro contenuti e non lamenti. Perché se ci metti dentro solo i lamenti o se ti fai prendere dalla pandemia della colpite, che è quella di cercare sempre la colpa, sempre di chi è la colpa, a quel punto stai perdendo tempo. No, il tempo invece è la risorsa più importante che abbiamo e la possiamo utilizzare per diventare migliori. Diciamo sì, insomma degli ottimi consigli, dottor Noè, come al solito. È un po' a volte difficile proprio riuscirli a mettere in pratica, però noi cerchiamo sempre da questo punto di vista, no, di essere propositivi, positivi e quindi di non Sì, fermarci, ma di andare sempre, sempre avanti, perché lei, dottor Noè, ci insegna proprio questo, no? no, guarda Dalle- che quello che me l'hanno insegnato sono stati tutti reduci dai campi di concentramento. Ieri mattina ero su Rai 1 e hanno fatto nel mio spazio, hanno fatto un'intervista a un superstite dei campi di concentramento. E questo nonno diceva, sì, è vero, dice, io avevo più paura di morire prima, perché dai campi di concentramento si usciva solo morti. Io sono stato in qualche modo fortunato, perché i tedeschi non volevano lasciare prove, volevano ammazzare tutti apposta. E allora dici, era lì il vero problema. Dice, adesso il Covid non mi ha fatto paura, perché se era uno che aveva avuto il Covid, no? Non mi ha fatto paura il virus, mi ha fatto paura ai tempi non tornare più a casa. Ecco, vedete, ci sono degli insegnamenti che sono dentro le nostre Vero. cellule, perché noi siamo in qualche modo generazioni che vengono dopo quella lì, quella generazione lì ha sofferto la fame, quella generazione lì ha fatto la fila per mangiare, ok? Ha rischiato di morire e ce l'ha fatta. E ci ha lasciato un testimone, ci ha lasciato una cosa, dice adesso voi state affrontando una pandemia sicuramente difficile,
si chiama Covid-19, sicuramente è una... ma c'è possibilità comunque di rinascere, c'è possibilità di rimettere in gioco la propria vita. Sono loro i veri maestri, non sono io che vi dico queste cose. Io ascolto i giganti, perché io mi sento un nano sulle spalle di quei giganti lì, che hanno affrontato veramente le tempeste della vita e ne sono usciti magari con l'orgoglio proprio di esserci. E allora io ho Sì, ascoltato molto gli anziani, perché gli anziani sono fonte di grandi insegnamenti. è Noi vero. giovani siamo arrivati nell'era digitale, siamo arrivati con le tavole piene di cose da mangiare, anche siciliane, quindi buonissime, e non conosciamo cosa vuol dire minimamente la fame. Ecco perché adesso stiamo entrando in questa crisi così grande. Ma dentro di noi ci sono tutte le risorse, non soltanto per fronteggiare questa crisi, ma anche per diventare, come dicevo prima, migliori. Vediamo, dottor Nonè, se abbiamo dei messaggi da leggere dei nostri ospiti, magari da salutare oggi pomeriggio. Allora, c'è il nostro Luca Leonardi, come sempre, il suo hashtag Io compro siciliano, ormai insomma fa parte della famiglia. Angela Portale scrive buona serata a tutti, buona serata anche a te. Venera Scardacci, ciao Cristina e buonasera al dottore, il dottore Di Cambia. Sì. Buonasera Cristina e ospite, Bucchieri Salvo, buonasera e benvenuto anche a te. Angela, tanti saluti al dottor Noè. Grazie. Complimenti, buona serata, Matteo Magro, buona serata anche a te. Buonasera carissimo dottore, dottoressa Ruffino, il dottoressa anche no, io non lo sono, e Community Noè, perché il dottor Noè ha una community veramente molto nutrita, tra l'altro. Nel frattempo, da qui a quando noi arriveremo al termine della nostra puntata, se avete delle domande specifiche da rivolgere al dottor Noè, fate pure. Io compro siciliano, scrivetele lì che noi magari da qui entro la fine praticamente riusciremo a leggerle. E che siate, insomma, che facciate parte di imprese, che siate imprenditori o meno, se avete qualsiasi tipo di domanda, il dottor Salvonè vi risponderà molto, molto C'è una felicemente. cosa, Cristina, c'è una cosa che voglio dire a tutti, anche gli imprenditori che investono su tutto quello che è siciliano. Lavoro con delle aziende siciliane e tra l'altro mio padre faceva il pasticcere. Io ho fatto per tanti anni il pasticcere, quindi ho lavorato manualmente, facendo dolci e così via, e ho fatto tanti altri lavori. Quindi io lavoravo e studiavo. Quindi mi rendo conto tantissimo di cosa vuol dire lavorare e faticare. Mi rendo conto tantissimo che ci sono in questo momento imprenditori che stanno veramente affrontando grandi tempeste, li comprendo, e io ho studiato per cercare di dare un nome a quello che già facevo in termini pratici e quindi comprendo, ma nel tempo ho imparato che ci sono molte soluzioni davanti a un problema, ce ne sono tante. La fisica quantistica dice che ogni decisione attiva linee vita diverse. Ecco, noi sappiamo che possiamo, in base a quello che decidiamo di fare, possiamo attivare tante linee vita. Io spero che voi, imprenditori, possiate attivare le migliori. Allora, a proposito della puntata di oggi, inerente alla puntata di oggi, noi abbiamo un bel video da fare vedere, dottor Noè, lo vediamo subito. Le tre indicazioni per accendere l'entusiasmo e al termine di questo video abbiamo visto tre dei suoi libri, dottor Noè. Sì, perché io l'ho chiamata la trilogia del contadino. Se tu togli gli agenti patogeni dalla tua vita, quindi il lamento, il giudizio tossico, le parole tossiche, puoi attivare il potere della fiducia, puoi attivare fiducia, quindi piantare i semi della fiducia e quindi quelli ti porteranno ad accendere l'entusiasmo, che è questa scintilla divina, perché entusiasmo vuol dire sentire Dio dentro. Quindi l'etimologia della parola vuol dire questo. Quindi ho cercato di dare delle indicazioni per attivare quell'entusiasmo. Non sono solo parole. Innanzitutto perché volevo dire una cosa. Molte volte si pensa che chi parla sia soltanto produttore di parole,
ma ci sono delle parole che sono lì lasciate nel vuoto, vanno nel vuoto, sono parole parlanti Ok, che nascono dal corpo, dal sentire, dalle sensazioni. Ecco, noi tutti raccontiamo la nostra storia della vita utilizzando parole. Tutti quanti noi ci comprendiamo attraverso le parole. Quando le parole non sono chiare, non ci comprendiamo e entriamo nella confusione. Le parole servono per capirci, per comprenderci, per produrre. Pensate, un'azienda che non ha una buona comunicazione esterna, come può far conoscere quello che fa, il prodotto, come è buono e certo. così via? La stessa cosa se non ha una buona comunicazione interna, come fa a produrre cose buone? Perché c'è conflitto, magari c'è difficoltà interna, i collaboratori tra di loro hanno dei diverbi, la leadership non è coerente con il management e così via. Tanti aspetti. Quindi le parole sono significati che portano a un senso. Ecco, noi dobbiamo utilizzare parole chiare, concise e concrete, cioè parole che ci servono a capirci. In questo video abbiamo visto l'evoluzione, no, del seme piantato. Allora, diciamo che i nostri territori sono veramente tantissimo ricchi, no, sono pieni di risorse fatte di odori, di sapori, di colori che dobbiamo proprio tutelare al 100%, ricordiamolo, come bisogna tutelare praticamente il modo in cui ci prendiamo cura di noi stessi, prendersi cura di se stessi per avere poi sicuramente un futuro migliore, no? E quindi cerchiamo un attimo di pensare un po' di più a noi stessi, di non farci influenzare da quelli che sono gli agenti esterni, questa cosa, gli agenti esterni negativi soprattutto, questa cosa, dottor Noè, noi non smetteremo mai di dirla, perché la cattiva informazione, tutto quello che noi immagazziniamo praticamente dall'esterno di cattivo, poi ovviamente influisce anche sul nostro io, no? Influenza il nostro io, il Sì, nostro essere interiore. sì, noi diventiamo ciò che frequentiamo. Quindi se noi frequentiamo ambienti proattivi, in automatico veniamo portati ad essere proattivi anche noi. Anche l'uso di parole. Ecco. Semplicemente, se noi frequentiamo una comitiva dove si utilizzano determinate parole, dopo qualche giorno le utilizziamo anche noi, senza farci caso. Perché siamo stati impregnati da quella frequenza. Perché c'è un meccanismo neurofisiologico che è legato ai neuroni specchio. Cioè, in qualche modo nel nostro cervello si attivano quelle aree che vediamo nel campo fenomenico. Quindi, in qualche modo, dobbiamo sapere come funzioniamo per utilizzarci meglio. Ecco, qui fa il mio lavoro, cerca di ampliare lo sguardo, cerca di far vedere quello che magari molti non vedono, perché magari uno sguardo impigrito oppure focalizzato solo su un punto di vista. Invece la vita è bella perché possiamo cambiare punto di vista, modo di vedere, modo di pensare e quindi allargare la nostra mappa cognitiva. In questo periodo le imprese che cercano il suo aiuto, tra poco leggeremo anche il messaggio, le imprese che cercano il suo aiuto, che le chiedono in maniera più frequente? Qual è la domanda più ricorrente che insomma le pongono? Gestione del conflitto e della coerenza, cioè gestione di come molte volte all'interno delle aziende c'è conflitto, cioè ci sono varie line, quindi dei vari settori che non vanno d'accordo o per difficoltà comunicative o perché c'è incompetenza, perché una delle cose che fa perdere più tempo è l'incompetenza. E l'incompetenza è di due tipi, c'è quella tecnica, quindi non so fare il lavoro per cui sono stato messo lì, e quella comportamentale. Magari so fare il lavoro, ma mi comporto male, sono irascibile, rispondo male e quindi queste sono le cose che fanno perdere più tempo all'interno delle aziende e quindi diminuiscono l'indice di produttività. A quel punto bisogna cominciare a capire dove stanno le difficoltà e portare lì degli aggiustamenti per poi far fluire l'energia all'interno dell'azienda, creare un clima relazionale proattivo e in automatico quello si attiva anche esternamente, perché un'azienda che funziona all'interno dà un'energia esterna potente, cioè riesce a dare un'immagine che è funzionale a quello che poi è la realizzazione di un prodotto, la vendita e così via. Purtroppo si pensa che c'è stato sempre nel tempo un fregare gli altri, un cercare di, anche nel lavoro, no? Io faccio di più, magari faccio di meno, eh. No, se noi agiamo di fregatura veniamo fregati. Il segreto della vita è essere coerenti. Un mio professore diceva sempre, ricordati che la coerenza è potere. Dice, ma il potere che cos'è? La capacità di agire. E chi te la dà la capacità di agire? La competenza. Se sei competente in un settore, hai potere, hai È capacità di vero. agire e puoi investire, porti le competenze in reddito. Li fai diventare redditizie perché? Perché hai delle competenze magari distintive che ti fanno avere un vantaggio competitivo. Cioè, nel momento in cui io faccio il mio lavoro
faccio lo psicoterapeuta, ho le mie competenze distintive, che non vuol dire che sono più bravo degli altri, ho il mio modo, la mia unicità. La sua Può identità, piacere o certo. meno, ma questo è il mio potere, è la mia capacità di azione e su quella investo. Grazie, dottor Noè. Avevamo, mi pare, una domanda, vediamo un attimo. Avevamo un messaggio da leggere, Paolo dalla regia. Buonasera a tutti. Ah, ho tutti i libri del dottor Salvo Grazie, Noè, ragazzi. grazie. Dario Effettivo, io compro siciliano è il suo stesso esempio di grande volontà di reinventarsi in un momento così buio, a testimonianza che in situazioni particolarmente difficili possono venire fuori bellissimi progetti. Mi unisco all'invito di non abbattersi mai. Grazie, dottor Noè, per questi argomenti di altissimo profilo e dei preziosi consigli che ci sta regalando. Un abbraccio a Cristina, sempre straordinaria. Grazie, Dario. Devo dire che ogni volta che io intervisto il dottor Salvo Noè, il dottor Salvo Noè riesce a farmi impallare. Sì, grazie di questa importante diretta, Cristina. Grazie a te, Liana. Liana Belghiru. Ma non è a volte noioso essere troppo coerenti, dottor Noè? Vabbè, la coerenza è un fattore legato ai nostri valori e i valori guidano la nostra vita, quindi più sei coerente con i tuoi valori, più la tua vita va verso la direzione legata alla tua felicità. Noi abbiamo parlato spesso di felicità, ma cosa vuol dire essere felici? Portare in produzione la propria anima, questo vuol dire essere felici, cioè che stai facendo la tua strada. Quando fai la tua strada, la felicità viene a trovarti e viene a trovarti spesso per farti capire che sei sulla tua strada. Quindi la coerenza e l'onestà paga sempre? Sì, soprattutto quella interna, perché con te, se sei sleale con te, se non sei coerente con te, rischi di confonderti da solo e quindi rischi di non portare in produzione quello che hai dentro, il tuo talento, la tua ricchezza interiore. In fondo, se io dico che amo la Sicilia, questo per me è un messaggio talmente coerente Mm, che sono pronto a fare delle cose per la mia terra e ho fatto degli eventi per far capire che dobbiamo metterci insieme, che se noi non cominciamo a fare è gruppo, vero. noi non ce la possiamo fare, perché è il gruppo, la cooperazione che porta alla vera produzione di se stessi. Da soli non si va da nessuna parte. E quindi ho sempre detto, facciamo delle cose insieme, lasciamola perdere quella maledetta sensazione che si chiama invidia, che ci porta a bloccare le nostre migliori qualità, le nostre migliori potenzialità, il nostro territorio. Noi siamo un popolo che tendenzialmente prova invidia, ma l'invidia non ci porta a produrre, ma ci Assolutamente porta no. a... Già chi prova l'invidia vive male con se stesso in ogni caso, poi cerca di far male anche agli altri. No, produciamo cooperazione, condividiamo, facciamolo insieme. E quando io compro siciliano, è fondamentale, cioè già solo l'input, l'idea è bella, mi piace, perché è un'idea di cooperare. Stiamo insieme. Se stiamo insieme ce la faremo, ce la possiamo fare anche nei momenti come quello che stiamo attraversando. Perché è una Esatto. cosa, e chiudo. Quando eravamo piccoli avevamo paura, che facevamo? Chiedevamo aiuto, vero? E chi veniva a darci un abbraccio? La mamma, Credo il la mamma, papà, il papà. eh, la sorella, il fratello, quello che era. E come mai avevi bisogno di quell'incontro? Perché l'antidoto alla paura è l'incontro, è fare cose insieme, è riuscire a dare un senso alla vita attraverso gli altri. Questo è. Se noi riusciamo a entrare in questo sottile meccanismo Meccanismo. che è profondo, allora da quella, anche dall'asfalto può sbucare il fiore, anche della difficoltà si può attivare una soluzione. È vero, e tra l'altro, come diceva prima, il nostro Dario Effettivo all'interno del suo messaggio, Io compro siciliano è una vera e propria testimonianza, perché Io compro siciliano è nato proprio in un periodo in cui è arrivato il Covid, nel periodo in cui tutti si sono fermati. I nostri due founder, il dottor Davide Morice e il dottor Giuseppe Giorgiani, si sono invece attivati, hanno pensato a quelle che potevano essere, hanno unito le loro forze e hanno creato un brand e un team di straordinario successo. Questa è veramente la testimonianza, no? Come dalle cose cattive possono nascere delle grandi cose invece, quindi Io insomma, compro siciliano e faccio comprare siciliano. Quindi attivo soprattutto. tutto un meccanismo affinché noi dobbiamo essere attraenti, appetibili. Lo siamo già per le nostre bellezze e per i nostri prodotti. Dobbiamo crederci di più noi. Dobbiamo crederci di più noi e cominciare a fare gruppo. Questo è il vero segreto, da lì si parte. È vero. Dottor Noè, noi a questo punto siamo in chiusura. Io le chiedo una battuta finale, un invito finale per questo periodo. Ne usciremo da questo periodo, ne usciremo e come ne Sì. usciremo?
Ma dobbiamo uscirne migliorati, perché il vero spreco sarebbe non dare senso a quello che ci è accaduto. Quindi dobbiamo cominciare a portare in produzione ancora meglio la nostra sensibilità, il nostro bisogno di stare insieme, di abbracci. Ne abbiamo avuto Sì. contezza in queste divisioni, in questa distanza che abbiamo dovuto adottare, ma ricordiamoci che nonostante le distanze siamo stati vicini con le parole e con gli sguardi. Parole e sguardi hanno portato quell'abbraccio che Sì. tanto avevamo bisogno. Continuiamo così. Quando poi tutto questo finirà, ritorneremo ad abbracciarci anche con i nostri corpi e ripartiremo con più forza di prima. Grazie, dottor Noè, per essere stato insieme a noi oggi pomeriggio, per i suoi aiuti veramente preziosissimi. Mi auguro di trovarla presto dentro i nostri pomeriggi, magari per parlare di qualcos'altro. Grazie, dottor Noè. Grazie a voi, Grazie. grazie a te Cristina. Grazie. È sempre un compagno di viaggi prezioso, devo dire, il dottor Noè ci dà sempre dei consigli straordinari. Io sono arrivata al termine di questa nostra puntata di oggi, martedì, dedicata alla nutrizione e benessere. Ci siamo occupati di benessere della mente e domani ritorno perché domani avremo lo sport e salute, poi andremo avanti giovedì con mode e tendenze, venerdì con i viaggi di Io Compro Siciliano. Saluto anche oggi in regia Paolo Gatto e saluto anche la nostra Marzia Monreale che si è occupata come sempre della redazione. Da Cristina Ruffini è tutto, mi raccomando visitate il nostro marketplace, condividete tutte le nostre dirette perché io vi vedo, visitate www.iocomprosiciliano.com. Noi ci vediamo domani alle 18. Un bacio e sigla, ciao!